È una mostra per Venezia, oltre che una mostra a Venezia. Io è un po' di anni che seguo quello che sta facendo e lui è partito dalla scultura, poi dalla scultura è passato alla pittura, praticamente scolpendo i suoi quadri. Essendo arrivato a Venezia, dipingendo a Venezia, gli è successa una cosa che avviene abbastanza spesso qua. Chiunque viene a Venezia viene corrotto da Venezia. Cioè l'aria di Venezia, l'atmosfera di Venezia può prendere anche un uomo di terra come lui e lo marinizza. Lo ha messo in salamoia, ormai la sua pittura è in Saor, è cambiata totalmente, è come se avesse imparato da De Pisis, che è stato un altro de terra finito a Venezia che si è come sciolto nell'atmosfera veneziana. E se guardate il modo in cui è dipinto, anche i fondali, mi ricorda molto De Pisis. Però è un De Pisis del XXI secolo, quindi con un modo di far colori diversi, con anche quella che è stata un po' la lezione. C'era un altro grande barocco che invece è un indigeno, che conoscevo abbastanza bene, che era Emilio Vedova. Anche lui all'inizio, prima di fare quelle robe lì per le quali è diventato famoso, baroccheggiava nello stesso modo. Quindi è molto interessante vedere un convertito alla venezianità che a un secolo di distanza riprende una serie di radici e le porta avanti. Vuol dire che la cultura è vera. Le culture vere sono quelle che hanno radici, perché solo l'albero con radice fa frutti. Ho voluto riportare a Venezia la quadriglia, riproporre la mia quadriglia, arrivare a Venezia con la mia quadriglia come rimpossessarsi della nostra storicità, perché è una cosa fondamentale che spesso la civiltà si dimentica. Invece noi abbiamo le nostre radici ed è giusto difenderle e renderle più forti. Ecco perché la quadriglia. Il cavallo è uno degli amici più antichi dell'uomo, che difficilmente tradisce, per cui anche questa cosa è fondamentale, è stata fondamentale per la mia ricerca scultorea. Il cavallo amico dell'uomo, che non tradisce, e poi la forma meravigliosa del cavallo da portare in scultura, in forma. E per quello la grande attrazione del cavallo per lo scultore, perché il cavallo ha una forma che è incredibile, difficilissima, e che attrae, è una cosa che attrae molto lo scultore. Negli altri scorsi della città ho voluto omaggiare in verso sera, per cui in queste atmosfere molto scure, molto nebbiose, tutta la laguna, senza persone, solo la rappresentazione architettonica di ciò che sono attratto e di ciò che mi rende onorato di essere veneto e di dare nel quadro ciò che io sento quando vengo a Venezia.